La Nuorese ha rinnovato la piena fiducia nel tecnico Marco Mariotti che ieri al termine della gara contro il Muravera, terminata col punteggio di 0-0, aveva rimesso il mandato nelle mani del presidente Michele Artedino. La società stasera ha deciso di confermare il mister Mariotti alla guida della squadra. Quanto alla gara, una brutta Nuorese non è riuscita a battere un Muravera compatto e battagliero. I verdi-azzurri sono partiti bene, al terzo ci ha provato Veracchi da fuori ma la palla ha sfiorato il palo. Il Muravera ha risposto al sesto con Cozza, ma Frasca controlla la sfera. La Nuorese insiste e all'11° Bezzicheri va vicino al gol, ma il Muravera al 16° a buttare via la palla dell'1-0 con Frasca che si supera sull'ex Baone. Gli ospiti insistono e al 23° Costa, servito da Nurchi, costringe Frasca alla parata in 2 tempi. La Nuorese replica con Alonzi al 28° su assist di Veracchi, ma la palla finisce fuori dopo una deviazione in corner di Massesi. Al 32° Bezzicheri dall'area piccola calcia a botta sicura ma Tamba salva in corner. L'attaccante verde-azzurro si ripete al 44° su un traversone di Cadao dalla destra ma la palla finisce alta. Nella ripresa la Nuorese prova a cambiare l'inerzia della partita. Al primo verticalizzazione di Pisano per Alonzi che calcia di prima intenzione ma la palla finisce fuori. La Nuorese prova a chiudere gli avversari in area ma il Muravera non si scompone e continua a raddoppiare e a ripartire in contropiede. Al 15° gli ospiti si rendono pericolosi con Nurchi, servito da Sata, che entra sulla sinistra e calcia, ma Frasca para a terra. La Nuorese non incide, al 21° i verdi-azzurri provano a sbloccarla su punizione, Messina calcia, ma la palla finisce 1 metro dall'incrocio. La Nuorese rischia sul retropassaggio di Sumaré, ma Nurchi non ne approfitta, è il 26°. Alla mezz'ora Veracchi serve Messina che imbecca Bezzicheri, che di testa manda fuori di poco. Il Muravera con Cozza dal fondo costringe Frasca alla deviazione in angolo. Nel finale la Nuorese non sfonda, al 42° azione personale di Bezzicheri, ma la palla attraversa la linea di porta e finisce fuori. Al 48° Nurchi e Porru sprecano l'occasione per vincere.